Lo scontro diretto contro il Rieti è andato agli uomini di Ciani. La Fortitudo Agrigento vince e domina. Si è imposta ieri sera al Palamoncada con il risultato di 83-74. Superba e corale la prova del roster bianco-azzurro che dal primo minuto mette al sicuro la partita. I bianco-azzurri, ancora orfani di Ruben Zugno, sfoderano una prestazione importante, conquistando così punti pesanti in chiave playoff. A fine match la soddisfazione di Franco Ciani. Sotto il profilo del morale, sotto il profilo della convinzione, sotto il profilo di alcune certezze, nel senso che dopo la straordinaria andata, gennaio pessimo, il recupero di febbraio, chiaramente poi l'aver fuori Zilli di nuovo per 2 partite, l'aver fuori Ruben per un mese. Avevamo dovuto rielaborare equilibri e quant'altro. Oggi stiamo di nuovo ritornando sull'assetto piano piano, sull'assetto consueto, però è chiaro che anche oggi abbiamo fatto dei minuti di straordinaria lucidità e dei minuti in cui questa lucidità non l'abbiamo avuta e abbiamo vissuto un po' di impatto, un po' di generosità, di atteggiamento, di mentalità, ma non di precisione. Per nostra fortuna abbiamo sempre mantenuto un piglio difensivo di lotta, di non mollare assolutamente niente. Abbiamo avuto un risultato estremamente positivo nella lotta ai rimbalzi, nonostante qualche rimbalzo nella seconda parte della gara in attacco che abbiamo concesso, ma nei primi 20 minuti non ce n'era stato neanche uno. Quindi, e poi soprattutto l'idea di concedere qualcosa a Erst, perché era un giocatore per noi difficilmente marcabile se non a fronte di raddoppi, di tutta una serie di situazioni che avrebbero forse scoperto un po' di più la nostra difesa, cercando poi invece di limitare tutti gli altri, cioè di sporcare i tiri, di non subire tiri da 3 sugli scarichi. Direi che sono contento di come abbiamo affrontato questa situazione. Poi è chiaro, abbiamo avuto anche delle fiammate dei singoli in certi momenti che ci hanno aiutato, ma stiamo parlando di Ers che ha fatto 32 punti e 38 di valutazione, circa la metà della squadra, quindi anche noi certe volte abbiamo vissuto su iniziative, però devo dire che complessivamente la squadra ha giocato una buona partita. Adesso insomma, ruotando Cannon, Zilli, Guariglia e Lovisotto, abbiamo un pacchetto di lunghi che può reggere gli 80 minuti, 40 e 40 nei due ruoli di lunghi, quindi insomma attendiamo il rientro di Ruben per dare una nuova veste, per riproporre un'altra veste di questa squadra che 4-5 facce le ha cambiate quest'anno.